Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Mestrino, in provincia di Padova, alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo. Abbiamo un concerto di 5 campane, Indo 3 alla veronese, secondo me, visto che vanno a bicchiere. E oggi con un B03 saliremo sul campanile e registreremo l'Angelus di mezzogiorno con la campana mezzana. A presto. Martelli e distesa. Scale sicure, cemento armato. Questo campanile sembra alto una cinquantina di metri, mi sembra. Aia, mi pulisco. Sentite l'audio diverso perché ho ordinato una telecamera per promozione, mi è arrivata il 5 di questo mese, devo arrivare il 7, è arrivato in anticipo, sta
Videocamera. C'è un uccello. Che forte. Si entra da una parte. Siamo quasi. E ci sono lanciando le cose. Aiuto mamma. E si ribanco. Mamma mia, mega sfiora. Qua sono le vecchie cose. Queste sono le vecchie corde, Umberto, sono le vecchie. Vabbè. Siamo quasi ecco. Questi sono i uovi, il dialetto, i vovi, ancora. Ma qua c'è. Ah no, aspetta. Attenti che mi scagassa addosso. La donna mi ha schittato sulla maglia. Ma mi scagassa addosso adesso, Porta bene. Vabbè, non mi preoccupate dei colombi perché non mi sono fatto niente. Va via! Una roba degli occhi. Aiuto. Tra poco. Ma sui piccioni, non i colombi, piccioni. Mamma mia, che palle. Che palle. Sti di piccioni. Vorrebbero uscire. Eccola.
Ecco, qui si vede Abano, giusto? Sì, sì. Qua, Padova. questa è Padova, Santa Giustina è la prima. questa qui è Santa Poi gli Giustina. ospedali. Aspetta che metta a fuoco. Vabbè, questa è Santa Giustina. Gli ospedali, vabbè, che si vede. Poi c'è il santo, Sant'Antonio da Padova, il Duomo. il Duomo, e questo qui. Sì. Poi vabbè i grattacieli e in fondo c'è il Carmine con... Il Carmine con la Carmine. cupola. E là più in fondo c'è Sant'Antonino l'Arcello. Questa? Questa? Sì, Sant'Antonino. Ok. Poi quella là in fondo è Vigo d'Arzere. Aspetta, che è da 5 km più vicina. Questa. Vigo... la punta, l'unico. Quello altissimo. Quello è Vigo d'Arzere. Si vede poco perché ci mette tanto a fare. Mettere a fuoco. Aspetta che mi tolgo. C'era? Poi questa torre qui Ah, è un acquedotto. è un acquedotto. Poi se vuoi venire di qua, Sì. quella è Ronchi di Campanile. Quel paese là. Quello là? Aspetta, questo. Sì. E aspettate che lo devo cercare. No, questa è Villafranca Padovana. No, Ronchi di Campanile, che è Questo- una frazione di Villafranca. Questa qui. Sì. Più in fondo, in mezzo agli alberi, c'è Villafranca. Dovrebbe. Sì, l'hai ripreso. Questa. Sì, quella è Villafranca. Villafranca Padovana. Poi si vede Lissaro. Quel paese là, questo qua. Lissaro. C'era. Vediamo. Ecco. Lissaro. Lissaro. Stazione di Mestrino. Più in fondo c'è un'altra acquedotto Sì, con un c'è. campanile Sì. bianco. Questo qua è Lissaro. Sì. Più in fondo c'è un altro acquedotto col campanile bianco. E zoom di più. No, più di là. Questa è Camisano, Camisano. che è già in provincia di Con un Vicenza. altro acquedotto. È già in Mamma mia. Poi, quello cos'è? Non lo so. Aspetta. Grisignano, Barbano. Vabbè, Ah, questo. Sì. Sarmego. Sarmego. Vedi quello là arancione, rosso. No, aspetta. Di là, dove c'è quel bosco. In fondo, in fondo. Sulla montagna. No, quello è Monteberico, A Monteberico di Vicenza. Mamma mia, che vedete vicino è. Sì. Poi, quello là. E quello là è. Non riesco a vedere. Ah, vabbè, comunque è Sarmego, che è una frazione di Grumolo. Poi Sì. là dove c'è l'acquedotto è Grisignano. Quello bianco. No, quello di là, dritto, vicino a Monteberico. Dritto qua. Vabbè, ciao. Vabbè. Quella è Arlesega. Jessica. No, Vede, no. quella è Veggiano. Questa Dove c'è qui. l'acquedotto è Veggiano. E dietro è Montegalda. Questa qui. Sì, quello è Veggiano. E dietro quel campanile in mezzo ai colli è Montegalda. Questa in mezzo ai colli e questa Sì. qui. Quella è Montegaldella, Molte Gardelle. che è la squadra campanaria veronese. Quello là invece è Montegalda. Montegalda è Più in là. praticamente. No, qui. più in là, più in là. Gira, vai di là, di là. Quella. Questa è Montegalda. Sì. Ha più chiese Montegalda. Ce ne ha infinite. Là c'è Cervarese, quella Cerva. appunto in mezzo al bosco. Beh, non si vede tanto bene. Va bene. Poi Trambà che non si vede, invece di qua, vieni. E ci sono cacchi di uccello, mi dispiace. Allora. Quella è Creola, l'unico in mezzo alla campagna.
Quella è Criolla di Sacco Longo. Sì, questa è quella là? Sì. Sì. E più no, non si vede. Là c'è Sacco Longo invece, ma non si vede. Sacco Longo che è dove c'è la Colbacchini. E quelli sono i Colli La Ugani. Colbacchini di Daciano. Sì, era Sacco Longo. Ah, E quelli gli che Ugani. quella che non fonde più da 10 anni circa. Gli Ugani e i Berici. Questi sono iberici E gli Ugani. e Ugani. Est non si vede perché è dall'altra parte dei Colli Sì. Ugani. Però sono anche là sono belle le campane. E questa che cos'è? Questa è una parabola. È parabola vabbè. I vovi, come si dice in dialetto? Boba. I vovi dei. Cuccioli. Quelle robe là, vabbè. C'è il sole. Vabbè, adesso andiamo giù. C'è la foto. Sì. Ah sì, Ecco. c'è anche Poiana. Vogliamo Beh, l'acquedotto di Lissaro. Più in là. Giù, quello che avevi ripreso prima. questa qui. Quello là. Questa. Quella è Poiana di Granfiore. È la Martini di Granfiore. Sì. Questa qua. Sì, qua. Sì. Qua c'è la strada. Passa sempre. Questa è il centro. Lo È sono 4 sempre. novembre. Via 4 novembre qua, dove sta il campanile. Sì. E là c'è il Satana che va verso Vicenza. Se c'è una chiusa lì dentro. Bene. Vabbè. E adesso vi lascio con i Colli Ugani.